Proseguiamo questo viaggio oggi nel mondo San Giovanni dalla sede di questa società sportiva e abbiamo introdotto con Francesco Scabar questa leggenda quasi dei piccoli ultras, in realtà piccoli ma dal grande cuore rossonero, quindi sono in compagnia di alcuni di loro, si tratta di Enrico, Francesco, Brian e Christian che impareremo a conoscere adesso. Cominciamo da Enrico, giusto per questione magari in senso orario, così mi è un po' più facile. Enrico, quanto hanno questi colori? Colori del San Giovanni che tu conosci da giocatore e anche da tifoso. Buonasera a tutti, sì, tanto, sono molto affezionato a questa società della quale faccio parte, nella quale faccio diverse cose, gioco, tifo, collaboro, arbitro, alleno, molte cose che per il bene della società faccio. Ho già capito che qua si tifa Napoli qua. No, anche Triestina, anche Triestina. Francesco, domani allo stadio? Sì. Ascolta, tu per San Giovanni invece ruolo del giocatore, partiamo dal Francesco giocatore. Allora, Cattivi, compagni, spara sempre un classico. diciamo che questa è una stagione un po' difficile, anche vedendo il girone, ci sono squadre molto più sviluppate rispetto a noi nel gioco, nel modo di atteggiarsi in campo, e giocano da molto più tempo insieme e non che siano scarsi, anzi sta migliorando molto rispetto all'inizio e ho fiducia in questo gruppo e ci credo. Senti Francesco, Ultras Sandro, cosa significa essere un Ultras del Sandro? Allora, diciamo che per me l'ho scoperto un po' a caso, nel senso, infatti venivano alcuni nostri amici della società a fare il tifo e quindi ci siamo riuniti noi 4 e abbiamo pensato di fare per la prima squadra, anche per categorie minori se ce lo chiedono. E è bello perché supporti i ragazzi nel vincere e è una bella cosa. La prima quest'anno dà belle emozioni, insomma, primo e secondo posto Sì, in alto, no? Sì, sono cresciuti molto i ragazzi, soprattutto rispetto all'anno scorso, che era una stagione un po' difficile anche per loro. Vabbè, Brian, tocca a te presentarti, partiamo anche con te dal Brian giocatore, prima del Brian tifoso. Buonasera a tutti, io gioco negli under 15 del San Giovanni, gioco in porta, giocavo in porta sin da piccolo, che io in realtà avevo iniziato a 4-5 anni a San Giovanni, poi per vari motivi poi ero andato via e l'anno scorso sono tornato. L'anno scorso mi è andato proprio bene perché anche con l'Inter non ci siamo trovati benissimo, diciamo, però quest'anno ci siamo ritrovati, siamo molto migliorati e siamo secondi in campionato. Ascolta Brian, il ruolo del portiere significa responsabilità, si è scelto un ruolo che comporta grandi responsabilità. Io lo amo perché nel calcio a 7, alla canestro, nel calcio a 7 ho sempre giocato in porta e amo questo ruolo in maniera tremenda. Cosa ti ha spinto a fare il portiere? Davvero essere il numero uno non è facile, no? Perché quando sbaglia il portiere ti accorgi subito, più che un centrocampista o spesso anche l'attaccante. Da piccolino mi piaceva tanto Donnarumma, non magari come molti Buffon, perché in realtà sincero non l'ho vissuto tanto. Non l'hai vissuto, ok. Però mi piaceva tanto Donnarumma e poi quando è arrivato a Napoli parecchio. Ok. E da lì, diciamo che provo ad ispirarmi a me. Questi sono i momenti in cui io e Franz iniziamo a sentirci vecchi perché non ha visto giocare Buffon lui e quindi io e lui ci sentiamo vecchi, capito? Però Donnarumma, Gigio, l'abbiamo visto, infatti. L'ho visto, però ho iniziato a seguire il calcio a 4 anni, 4-5 anni, cioè non l'ho visto nei suoi momenti migliori. Esatto, io me lo ricordo quando ha fatto il suo esordio, ancora 96-97 parliamo, quando le avevano buttato lì in scala, bellissimo. Christian, anche tu sei di Napoli, mi dicevi, però... Origine. Ma il cuore batte per San Giovanni, sei il cuore rossonero anche tu. Anche, sì. Ascolta, tu da giocatore ruolo in quale squadra giochi?
E io sono il capitano degli Under 15, gioco con Brian e sono centrocampista, ho iniziato a giocare 3 anni fa, tutto a San Giovanni, 3 anni a San Giovanni, da quando ho iniziato. Mi trovo molto bene in questa società e penso di continuare. Senti, il primo anno che fai il capitano, Sì, è il primo anno. anche in questo, se il portiere è un ruolo di responsabilità, anche essere capitano comporta responsabilità. Sì, molto. Ascolta, invece il clima in tribuna com'è? Come ti trovi a condividere anche questo spazio? Perché poi quando un cuore batte per la stessa cosa si crea anche forza, si creano legami, amicizie e si aiutano soprattutto i ragazzi della prima squadra. Come ti trovi a fare anche tu l'Ultras del San Giovanni? Io mi trovo benissimo, soprattutto perché ho anche compagni che fanno gli Ultras con noi, quindi mi sono tutti simpatici. È bellissimo perché aiutiamo tutti la stessa squadra e tutti i nostri cuori battono per loro. Tu fa anche Triestina, vero Enrico qua? Perché ovviamente c'è San Giovanni, io sono San Giovannino, però il cuore è diviso tra San Giovanni e Triestina. Tu so che sei molto attento anche il mio. Sì, dai, sono abbastanza tifoso anche dalla base, sì. Anche Francesco, tu a stare ci vai, quando puoi, anche perché qualche volta magari coincide male il calendario, però se si può abbiamo uno degli stati più belli d'Italia, no? Sì, più quando si ha la possibilità si va allo stadio. Torniamo un po' a voi hobby di questa stagione. Io vi chiedo adesso una domanda difficilissima, che quando faccio al mondo adulto, diciamo così, questa domanda, erano tutti in crisi. Però forse con l'occhio di un ragazzo giovane è più bello. Sogni nel cassetto sportivi e quindi legati alla vostra esperienza nel calcio innanzitutto. Cristian. Allora, io naturalmente, come penso la maggior parte dei ragazzi, sogno di diventare un calciatore. E niente, questo è il mio sogno da quando sono bambino. Ecco. Brian. Il mio sogno più grande innanzitutto è giocare a calcio se possibile in qualsiasi categoria, perché penso che al di là della categoria in cui si gioca ci si diverte sempre, però poi il sogno più grande è quello di giocare in Napoli. So che è difficile, però finché le gambe mi mettono in giocare io ci gioco. Bellissimo, bellissimo, e anche te non posso che augurarti, Francesco. Sono nel cassetto e giocare in una squadra professionistica, possibilmente il Napoli, però si chiama ancora professionistica. Aspetta che dico di salvare questo video, dopo questi giocano nel Napoli, abbiamo magari il Napoli del domani, questa vale dopo, quindi Faccio assist poi. assist gol qua. Enrico. Io essendo il gioco più grande di loro, essendo realista non mai questo guardo più, però il mio sogno, siccome alleno, è che qualche piccolo ragazzo che alleno possa avere Bellissimo anche questo, mi piace molto perché razionalmente non potendo in qualche maniera esaudire tu da giocatore lo riporti sul fattore insegnamento, quindi poter tu insegnare a qualcuno a fare un percorso e magari a lanciarlo. Quindi molto, molto bello Enrico anche questo. E prima di andare ad altre voci avremo il presidente Ventura, avremo voci del bar, avremo i ragazzi della prima squadra. Devo chiedere a questi Ultras un bel Forza Sangio al mio 3 per congedarsi, un bel Forza Sangio va in mezzo. 1, 2, 3. Forza Sangio, vincerai, non ti lasceremo mai. Ale, 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 ale. Forza Sangio, vincerai, non ti lasceremo mai. Fantastici. Fantastico, bravissimi.